Un obiettivo che, se realizzato, rappresenterà un'enorme facilitazione alla vita quotidiana di tutti i sardi, perché collegherebbe il Nuorese ai capoluoghi di provincia in tempi di percorrenza competitivi. Così il presidente del Comitato Trenitalia Nuorese, Claudio Solinas, e Maria Luisa Riu, segretaria della CISL nuorese, esprimono fiducia per il progetto della tratta ferroviaria nazionale Nuoro-Basanta a poco più di una settimana dall'ultimo tavolo tecnico per la realizzazione dell'infrastruttura tenutosi in prefettura alla presenza di RFI e del Ministero dei Trasporti. Tutti i sardi potranno prendere un treno veloce. Un esempio, noi potremo arrivare a Cagliari in 1 ora e 50 e così i cagliaritani potrebbero fare altrettanto. Potremo arrivare in aeroporto ad Elmas in 1 ora e 40 minuti. È veramente una rivoluzione nei trasporti interni e la cosa importante da dire è che continuerà ancora ad essere attiva la linea Nuoro-Macomer e quindi sarà assicurato tutto il servizio ai pendolari e per tutti i paesi del margine. Un passaggio che una volta realizzato sarebbe epocale perché libererebbe il Nuorese dall'isolamento e dal triste primato di unico capoluogo di provincia italiano senza la ferrovia nazionale e un passaggio necessario ai fini della candidatura del sito di Sosenattos a ospitare l'Einstein Telescope. Noi abbiamo davanti il faro di una infrastruttura che potrebbe veramente cambiare moltissimo l'abitabilità di questo territorio, perché ci renderebbe più vicini alla parte sud e nord della Sardegna, pur mantenendo il collegamento ovviamente con il margine, perché quella tratta non sparirebbe, però ci aprirebbe a tutti i collegamenti che sono necessari. Purtroppo pensiamo soltanto alle esigenze sanitarie. Quante volte ci vengono indirizzati i malati per esempio nel sud della Sardegna,